di Mariano Scandurra. La mia letterina a Babbo Natale, che non è mai arrivata. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Chi stanno con l'età che avanza, oggi deciso per la prima volta di scrivere online. Noi, quando eravamo creature, aspettavamo solo a Befana, senza sorprese e aspettative, per esprimere desideri e richieste. Non l'ho mai fatto, anche perché spesso mi sono rivolta direttamente a Dio. Dai, fammi contento, non ti costa niente. Ma voglio yengere l'occhio tutto quello che possa ancora vedere in coppa a sta terra. Con un sospiro e viento rindano raggi sole. Ci voglio mettere i tramonti, o sole, o mare, e bellezza le vicole Napoli. E San Gregorio Armena, ricchi presepe, che ti raccontano pastore per pastore, una storia di 2000 anni fa, così antica, ma sempre attuale. Vorrei avere Cristo velato, perché non l'ho mai vista vicino. Così non mi sono persa una rarità e mi posso sempre ricordare. Vorrei scendere a Pera fino a Bascia Villa Fiorita, così mi posso ricordare l'adoro no mare e il rumore e l'onno in faccia scogli. Vorrei rimanere per una mezz'ora a guardare innamorata che la finestrella con una pianta rosa quando sponda la luna a marchiare per mi ricordare che l'attimo è felicità. Vorrei rivedere con gli occhi chiusi i ricordi in un tempo che non tornano più, che sono rimasti indelebilmente nostalgici rinda storia della vita mia. Vorrei stare innanzi allo specchio per riflettermi, per riuscire a leggermi dall'anima. Vorrei avere con gli occhi innamorati di sti creature, a nasconduto rinda sto sguardo assente nell'ingenuità che è l'età. Vorrei per sempre immortalare rinda memoria, senza mai cancellare e faccella e gli occhi reneputa mia. Che li vocella, che li poesia, che li canzoncella, che l'abbraccia, che sanno protezione. Se mi può portare un po' di salute, un pezzo di pace e un'andecchia serenità. Ma non ti preoccupare, a questo ci può pensare Dio.